Buonasera, come state tutti quanti? Siamo nuovamente qui a Soundtrack City, in diretta. Allora, buonasera, ciao Massimo Ciao Marco. di colonnesonore.net, come al solito, non me lo so scordato, Massimo. Bravo, per chi se lo fosse dimenticato, Marco ve lo fa sempre ricordare. Anzi, appuntatevelo. Stasera Allora, grandissima puntata in diretta stasera. assolutamente sì, nostre... grandissima puntata in diretta. Io bevo in onore dei nostri orchestrali. È il Malox, E quello, bicchiere... cos'è? No? Malox, per digerire questa puntata. Allora, dunque, è il seguito naturale dell'altra puntata che abbiamo fatto, speciale orchestre, dove erano presenti i direttori d'orchestra. Adesso, oggi invece, sono presenti quasi tutti, perché in realtà ne manca una, purtroppo, gli orchestrali o chi come me preferisce gli strumentisti, che sono poi quelli che poi i realizzatori veri e propri della musica dal punto di vista proprio, come dire, sonoro. Quindi, Bravo. allora, Anzi, i maestri d'orchestra, chiamiamoli così. i maestri I d'orchestra. maestri d'orchestra. Diamo a Cesare quel che è di Cesare. Allora, andiamo allora con, come si suol dire, noblesse oblige, facciamo partire prima di tutto, esatto, galantuoni vuol dire Eunice Eunice Cangianiello. Cangianiello. Ciao Eunice. Bentrovati. Ciao. Ok. Piacere di averti con noi. Grazie per ma è il minimo. Allora, Eunice Cangianiello, per cominciare, violinista. Cominciamo subito a dire di che cosa si tratta. Peraltro Eunice è vicina al nostro mondo, diciamo quello delle colonne sonore, perché ha lavorato con di tutti e di più. Li facciamo due nomi giusto per? Dai, sì. Diamo a Eunice quel che è di Eunice, visto che abbiamo esordito così. Guarda, Eunice ha lavorato giusto per citare qualcuno: Morricone, Piovani, Ortolani, Bacalov, Piersanti, Bonvino, De Sica. Tra l'altro anche Ludovic Bourset, i premi Oscar per The Artist. E chi più ne ha più ne metta, giusto? Ho cannato? Tutto giusto, eppure con Desplat il racconto dei racconti. Brava, di Matteo Garrone. Quindi giustamente, caspita. Quindi tu hai una certa predilezione per i compositori francesi? Anche, comunque è vero, perché Oddio. poi Bourset, Desplat. Sì, sono stata fortunata perché ho lavorato con tanti. E non la sentiamo più Eunice. Non la sentiamo più Eunice. Allora, mentre speriamo di non avere problemi di linea. Ecco, mentre Eunice cerchiamo di ripristinare lei la linea, facciamo entrare gli altri due orchestrali. Roberto Petrocchi. Buonasera a voi. Ciao, è tornata Eunice, meno male, va. È tornata Eunice. Ci voleva Roberto per far entrare Eunice. Il sorriso di Eunice ci illumina. Ciao Eunice, buonasera a voi e grazie per l'invito. Grazie, buonasera, cari. Buonasera. Allora, Roberto Petrocchi, anche in questo caso clarinettista, peraltro titolare della cattedra di clarinetto al Conservatorio Casella di L'Aquila, a me carissimo perché da lì arrivo. Come dicevo per Roberto, io me lo ricordo che era ancora sano il conservatorio, quindi era una volta il vecchio conservatorio, sì. Bellissimo. Pensavo che era ancora sano lui, Roberto, infatti. Ero sano pure io, peraltro. Vabbè, insomma, ti sei mantenuto bene, insomma, mi sembra di vedere, ecco. Abbastanza. Allora, non poteva mancare al nostro programma uno dei nostri amici, eccolo lì. Eccolo qua. Ciao Pierluigi. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Che vocione, ragazzi. Guarda come perentorio il Pietroniro, guardalo. Tanto è l'unico che c'ha il nome scritto tutto per maiuscolo. È già l'inferno. Scatenato. Allora,
E qua siamo già partiti bene. Chi non lo conoscesse, brindisi per lui. Violinista. Quindi oggi abbiamo, come al solito, la maggioranza dei violinisti. Io ho cercato di portare però quindi Roberto, fatti valere, mi raccomando. Insomma, devo tenere su il morale, diciamo, il morale dei fiati. Facciamo sentire questi fiati, dai. Tiene sul molare dei fiati. Fai una fiatata per tutti. È meglio di no, ho cenato da poco. Perché sennò diventa tutta una sviolinata stasera, diventa tutta una sviolinata. Grazie a Pietro. Allora adesso che ho detto lo potevo anche evitare, però vabbè, ormai è in diretta, quindi ciao. Vabbè, poi la tagliamo. Vi voglio dire una cosa. Privitera, nella scorsa programma dove c'erano i direttori, era tutto sghiscio, tranquillo, capito? Stava zitto. Oggi con voi proprio è, guarda lì. Ma perché sto bevendo la Sprite, che non si può dire. Attenzione, è arrivata l'arpista. Buonasera a tutti. Ciao Maria Chiara. Ciao Maria Chiara. Scusate, ma con la tecnologia c'è sempre qualche impiccio. Senti, Maria Chiara, io so che oggi è stata una giornata faticosa per te, quindi io ti ringrazio già che ci sei. Grazie. Quindi allora, Maria Chiara Dulcis in fondo, come dicevo, arpista. Quindi abbiamo, caro Petrocchi, non sei più solo, non ci sono solo violinisti, se non altro. Dobbiamo fare corpo, Maria Chiara, noi due, mi raccomando. Sì, assolutamente. Ciao Roberto. La tattica è vecchia, Roberto. Proviamo. Hai sentito qualcosa? No, non ho detto niente. Poi pochi intimi, insomma. A buon intenditore. Andiamo avanti. Pure questa la tagliamo, vabbè. Anche questa qua finisce negli annali delle cavolate. Io già la vedo. Guarda, stasera sarà veramente una grande orchestra, guarda. Wow. Allora, adesso vi chiedo di tornare bene nei ranghi. Venendo a noi, entriamo un po' nel vivo del discorso. Allora, tanto per cominciare, parto subito a gamba tesa, come si vuol dire. Credo, immagino che la vostra vita professionale da qualche mese sia cambiata in maniera profonda, chi più, chi meno, credo che sia cambiata, perché il lockdown non solo lockdown, tutte le norme vigenti in termini di attività live, ma anche di registrazione in studio, sono piuttosto stringenti un po' per i musicisti in generale. Ecco, allora la prima domanda che vi faccio è da Eunice, partiamo. Che cosa è cambiato principalmente, Eunice, nella tua attività da aprile a questa parte? Ecco. È cambiato tutto perché con la chiusura, mi sentite bene? Sì. Con la chiusura dei teatri e delle sale da concerto non c'è più la possibilità di poter eseguire dei concerti dal vivo, quindi con il pubblico. E nel primo periodo abbiamo avuto una chiusura totale perché non eravamo nemmeno preparati allo streaming, non eravamo preparati a nulla. Nel secondo lockdown come questo, io ho continuato a fare attività concertistica. Ieri sera abbiamo avuto un bellissimo concerto per Nuova Consonanza, un omaggio a Pennisi, ma eravamo in streaming, quindi senza pubblico, senza niente, però almeno così possiamo continuare la nostra attività, non morire e continuare a fare musica. Quindi è cambiato radicalmente. Mentre il discorso dei turni di registrazione continua, anche se molto meno. Siamo in sala di registrazione, abbiamo registrato delle belle colonne sonore nel frattempo che erano state ferme causa Covid e abbiamo il distanziamento, quindi non siamo più 2 sul leggio perché gli archi suonano in 2 sul leggio, abbiamo la distanza di 1 metro, lavoriamo con la mascherina, insomma una situazione difficile, però comunque stiamo andando avanti. Ma se non ci fosse lo streaming io sarei ferma al 100%, quindi è cambiato radicalmente. Adesso, quindi ieri sera abbiamo fatto il concerto
nuova consonanza. All'11 avremo un altro concerto con Roma 3 Orchestra, che è l'orchestra dove io sono prima parte da più di 15 anni, e ringrazio, questo lo dico pubblicamente, il nostro direttore artistico Valerio Vicari, che si è veramente impegnato per farci fare questi concerti streaming, che sono di una bellezza unica. Purtroppo senza il pubblico noi entriamo sul palcoscenico e c'è silenzio, e questa cosa è proprio mette freddo, ecco, è tremenda. Quando finiamo c'è silenzio dappertutto. Se non ci fosse la musica mentre suoniamo sarebbe una cosa pazzesca, quindi da un lato sì, bello, però speriamo di ritornare presto, perché abbiamo bisogno del pubblico, del contatto proprio, cioè dell'emotività che abbiamo più, perché non sentiamo i colpi di tosse tra un movimento e l'altro, le caramelle che si scartano, i bimbi, tutto quello che i telefonini che squillano, quanto ne mancano i telefonini che squillano. Tutto quello che prima era no? Il intralcio, in realtà adesso sì. Veniamo a te, Maria Chiara. Ecco, te anche dal punto di vista della didattica è cambiato qualche cosa? Guarda, diciamo che è cambiato tutto, nel senso che ovviamente ci siamo dovuti uniformare a questa situazione. Siamo trovati immobilizzati, no? Come già è così per la musica, no? Abbiamo dovuto trovare nuove risorse. Sicuramente quello che è stato interessante, diciamo, il feedback che ho dopo diversi mesi di lavoro online, in cui abbiamo dovuto trovare, no, mille fonti per poter fronteggiare comunque le lezioni a distanza. Quello che è stato positivo, per esempio, è che molti allievi che prima magari avevano diciamo un po' difficoltà ad essere autonomi, no? su tante cose, e spesso mi sono accorta magari che era anche colpa degli insegnanti stessi, che no, siamo anche troppo presenti a volte, si sono dovuti, diciamo, adattare e quindi allo stesso tempo anche rendere più autonomi e essere, diciamo, più intraprendenti nello studio. Quindi sicuramente per una fetta di persone il lato positivo è stato questo. Sicuramente per chi magari viveva la lezione con più fisicità e quindi era un allievo che era già più avanti nel percorso, ha sofferto, perché quando bisogna lavorare sul suono, sull'espressività e magari la connessione non è ottimale, lì è una gran fatica. Veramente adesso si rincorre... Lì diventa difficile, come adesso, vedi il delay che abbiamo mentre parliamo, quindi è quello il grosso del problema, immagino. Sì. È quello e anche, diciamo, per quanto uno possa fronteggiare con le parole, anche facendolo sentire, la fisicità non ha prezzo assolutamente, no. Quindi adesso dove è possibile io salvo il salvabile del live e dove proprio ci sono situazioni non fronteggiabili si va sull'online, però sicuramente è diciamo, da una parte abbiamo scoperto un mondo che ci fa comunque in un certo senso lavorare, perché alla fine forse eravamo anche un po' indietro rispetto a questa cosa, no? Io mi ci metto per prima, quindi possiamo dire che usciremo da questa situazione sicuramente più ricchi, perché avremo uno strumento in più di lavoro che può essere di aiuto in determinate circostanze o comunque anche per allievi che non potranno più fare assenze, perché sostanzialmente l'assenza verrà sostituita con l'online, quindi sicuramente, diciamo, scherzandoci su, questa situazione avrà anche dei benefici. Mi preoccupa un po' quello che è il danno, diciamo, pensando da qui in avanti e portandoci avanti questa situazione per ancora dei mesi. Sicuramente gli allievi inizieranno a crollare un pochino, perché... Beh, quello è un problema non solo dell'educazione musicale allo strumento, in realtà è dell'istruzione in generale. Quindi la cosa io adesso... guarda,
è proprio questa. Sì, no, ti lascio la parola, vai. Volevo dare la parola a Roberto Petrocchi, che mi interessa particolarmente il suo pensiero, perché prima di tutto perché è un fiatista, e io immagino che gli strumenti a fiato siano stati in qualche modo più colpiti degli altri. Parlo spesso con un mio amico, un tuo collega Simone Salza, che forse conosci. Grandissimo, suoniamo sempre insieme. Suonavamo sempre insieme. Avevamo anche un piccolo gruppo in cui facevamo tante cose bellissime, ma i problemi, allora se ne è parlato ampiamente. E noi siamo... Però io qui contesto una cosa, perdonami Roberto se ti interrompo un attimo. Sì. Andava messo sotto Roberto Petrocchi untore, perché lui è uno di quelli che capito? Si mette a rischio quando fa la sua professione, lui è un untore. Quelli che mi stanno davanti tremano, i plausi, gli oboli, effettivamente devono stare sempre sul chi vive. Quindi attenzione. Vabbè, possiamo aggiungere... Parla con la mano davanti. Abbiamo Roberto, fatto il Pietrolino. se vuoi lo muto Pierluigi. No, è troppo simpatico. No. Io sono qui per questo. Comunque, sì, noi cercando di parlare seriamente, forse abbiamo un ulteriore problema. Mi accodo assolutamente a tutto quello che è stato detto in maniera molto chiara sia da Eunice che da Maria Chiara, in senso dato il problema, lo viviamo. Lo abbiamo vissuto ormai da un po' tempo in maniera drammatica, forse, sotto alcuni aspetti. Perché alcune volte quando si dice, vabbè, la musica sta finendo, insomma, effettivamente in questo periodo, in questo frangente, sotto alcuni aspetti è finita, nel senso che ognuno di noi, con tutto quel poco, nel proprio orticello, nel proprio piccolo, chi più o chi meno, riusciva a fare delle cose, all'improvviso ci siamo ritrovati denudati di questo fare, di questo modo di fare, che poi per noi è l'essenza della vita, insieme ad altre cose, però voglio dire, comunque è una cosa molto importante. E questo carattere generale. Poi nello specifico per noi strumenti, ecco, veniamo al problema degli strumenti a fiato. È ancora peggio, perché siamo stati ancora privati ancora di più rispetto ad altre situazioni del lavoro, perché noi sicuramente potremmo aver creato dei problemi ulteriori. Vi ricordate i primi articoli sul flauto, insomma, che era lo strumento più... Uscì fuori da Vienna, mi sembra, questa piccola cosa. Sì, hanno fatto loro degli studi, no? Sull'emissione. E adesso ci ritroviamo a suonare con la bacinella. Io parlavo proprio con dei colleghi, o anche dei colleghi che stanno nelle bande, nell'esercito, polizia, eccetera. Che è una cosa poi, tra l'altro, che fa ridere, insomma, perché se ci pensate bene. Ognuno di noi, dal basso tuba all'ottavino, al trombone, al clarinetto, ognuno ha la propria bacinella, dove si pensa che lì dovrebbe confluire tutto quello che poi è insomma, una cosa veramente frustrante, perché sappiamo assolutamente che non serve a nulla o quasi a niente, ma nel contempo ti mette in una condizione cioè ti lega veramente, cioè non ti puoi muovere, non puoi fare, è una condizione veramente dura, però questo è quello che allo stato attuale delle cose, insomma, non ne possiamo fare chissà tanto. Ci difendiamo per quanto mi riguarda, per fortuna, ecco, la musica non è finita, perché io insegno in conservatorio, cerco di versare tutto quello che ho, la mia poca esperienza, sugli allievi, sugli studenti, e penso, è una considerazione che facevo proprio l'altro ieri mentre andavo in conservatorio, appunto. Questo è il periodo in cui noi paradossalmente dobbiamo lavorare ancora di più, perché questo finirà. Questo ci auguriamo tutti quanti, che tra 6 mesi, un anno, non so, finirà. E allora, ecco, io parlo da insegnante adesso, almeno da musicista. Dobbiamo dare il massimo ancora di più ai nostri allievi, perché poi quando si scioglierà tutto, dobbiamo mettere in condizione veramente di poter fare ancora di più, perché ci auguriamo tutti che ci sarà tanta musica da poter fare, a cui attingere, e allora i nostri ragazzi dovranno essere ancora più preparati. Questa è una cosa molto importante per noi che siamo anche insegnanti, perché c'è questa valvola di sfogo che non è, poi assolviamo alla nostra funzione principale, sia ben chiaro, no? Di dare molto agli allievi. Il suonare, torna a dire, come diceva Eunice, insomma, sì,
poche cose, insomma, il turno, il sala di registrazione, no? Sappiamo tutti benissimo come funziona adesso il lavoro, insomma, delle incisioni, delle colonne sonore, anche lì le problematiche sotto tanti aspetti, perciò è dura, però dobbiamo pensare, io penso sempre questo, che dobbiamo pensare in positivo. Personalmente io ogni giorno, ma credo ognuno di noi, sto lì con lo strumento in mano e penso sempre al positivo, per gli allievi, anche per me stesso, nonostante alla fine, insomma, mi sono tolto le mie soddisfazioni, largo agli altri, però insomma questi stimoli servono fortemente proprio. Sì. Io coinvolgerei Pierluigi a questo punto a chiudere in qualche modo il cerchio. Pierluigi, io immagino che insomma ovviamente anche per te la situazione è più o meno questo, credo, no? Te la senti di aggiungere a qualche cosa, a qualche sfumatura che forse ci siamo dimenticati rispetto a questo cambiamento? Qui più di sfumature si tratta proprio di travi nell'occhio praticamente, perché viviamo un paese complicato, un paese che ha la genialità per risolvere da sempre, perché siamo la culla della cultura occidentale, quindi da sempre abbiamo creato le cose più belle, ma allo stesso tempo poi siamo riusciti anche a creare le cose più inutili e praticamente a darci la zappa sui piedi da soli. Viviamo un paese dove chiudiamo i teatri per problematiche sacrosante, ci mancherebbe, legate alla questione del Covid, quindi alla poter operare in sicurezza, ma allo stesso tempo schiavi del Vaticano, andiamo a messa anche la sera di Natale, stiamo qua a discutere a che ora si deve fare la messa di Natale. Voglio dire, allora, delle due l'una, aiutatemi a capire, perché è un problema che mi indigna, perché a noi è stato tolto il lavoro, è stata tolta la possibilità di dare a mangiare ai nostri figli, di pagare le bollette. Lasciamo stare che poi lo Stato se ne frega, perché poi l'Agenzia delle Entrate ti chiede comunque quello che deve avere, gli anticipi dell'IVA, le IMU, le cose, cioè, e noi siamo bloccati da marzo. Abbiamo avuto un paese in cui si è deciso d'estate, con la ripresa dell'attività, con il calo dei contagi, eccetera, di porre un limite di 1000 presenze di pubblico negli spettacoli pubblici all'aperto. Un paese che, voglio dire, l'Arena di Verona, per esempio, è l'Italia nel mondo, va bene, nella fattispecie è l'opera lirica nel mondo, perché è l'Italia, perché è Verona, perché è l'Arena di Verona, che era una roba dei romani, quindi sta lì da 2000 anni, va bene. È un posto che arriva a contenere 22.000 persone. Allora, io vorrei capire com'è pensabile che in una situazione del genere, e adesso ho preso un esempio, va bene, un esempio uno per tutti, ma insomma la racconta chiaramente, perché io parlo di numeri e i numeri difficilmente riesce a controvertirli. Uno che ha 3 in matematica, tra l'altro, parla, però queste cose almeno fatemele dire. Allora, su uno spazio da 22.000 persone di pubblico, tu mi dici che io posso far entrare soltanto 1000 persone, tu hai ucciso la città di Verona. Certo. Perché l'Arena di Verona, la stagione dell'Arena di Verona porta pubblico da tutto il mondo, io li ho conosciuti, ci ho lavorato e vengono lì perché per loro è il viaggio della vita. Ho conosciuto anziani che hanno messo da parte soldi per una vita per venire a sentire un'opera all'Arena di Verona. E che significa ristoranti, alberghi, mezzi pubblici, negozi? Cioè,
No, è inutile che lo dobbiamo dire. Allora, com'è pensabile di affrontare dei problemi del genere in questo modo, con l'accetta, con la mannaia? Ora, per carità, è il problema Covid, ci mancherebbe, insomma, io parlo ben cosciente delle decine di migliaia di decessi che ci sono stati e su questo non si scherza. Però poi allora dobbiamo essere coerenti, dobbiamo decidere da che parte stare, va bene? Se vogliamo dire questa è la soluzione, questo va fatto, allora sacrifichiamoci tutti. Non stiamo neanche a discutere adesso, apriamo o non apriamo le piste da sci, cioè, ma stiamo scherzando? Allora voglio dire, io non capisci, tu mi dici chiudi il cerchio e da dove parto? Non ho le braccia abbastanza lunghe per prendere i due estremi, non ce la faccio, non ci arrivo perché non mi mettono in condizione di. Ora io ho un po' trasbordato al discorso, però ho voluto prendere, allargare, abbracciare a tutta la problematica, perché poi noi alla fine come sempre siamo i giullari. Siamo l'ambiente, cioè lo spettacolo, no? In generale. Purtroppo è emblematico di quello che era diciamo un po' velato, no? In passato. Che c'era assolutamente, già prima, ma io guarda, io non ho mai dimenticato da dove veniamo. Addirittura all'epoca dei Romani come categoria eravamo al di sotto delle prostitute, quindi insomma è che ci siamo un po' fregati negli anni 60 e 70 che io in quegli anni nascevo, insomma nel 65, cioè, ma insomma in quegli anni ci siamo un po' imborghesiti, lì ci siamo un po' illusi, no? Ma voglio dire, noi facciamo questo, non ce la raccontiamo, noi facciamo questo mestiere perché amiamo quello che facciamo, siamo pazzi per quello che facciamo, forse siamo pazzi, punto. Io come vedete c'ho il nome tutto in maiuscolo perché non sono manco capace di scrivere in minuscolo, insomma ho scritto tutto a stampatello maiuscolo perché il mio limite è anche là. Come, voglio dire, no? Però allora Divitera, faccia il serio che io sono serio, io la faccio venire qui con il diario, viene qui col diario, domani viene accompagnato dai genitori. Non parlo più, anzi di là. Allora, quindi Luigi, credo di aver capito quello che dici, riportando un attimo. Fatti vedere da qualcuno se hai capito quello che dico, perché no, guarda, il problema è rimasto frizzato, è relativo al valore della cultura nella nostra società, che più sta scendendo a picco. Questa è la realtà, e questo a mio modo di vedere non credo neanche più sia una questione tra virgolette politica, perché si sono succeduti i governi, ma non è che qualcuno ha cambiato rispetto a quello che c'era hanno solo peggiorato. In un mondo evidentemente evidentemente la cultura di cui la musica è parte, ma non c'è solo la musica, c'è il cinema, c'è l'arte in generale, la danza, forse non ha più quel valore, quel vigollante sociale che una volta aveva. Tu prova a immaginare quanti teatri sono chiusi, ma questo capitava pure prima del lockdown. I teatri si chiudevano. Perché? Perché probabilmente le orchestre si chiudevano. Io l'altra volta abbiamo iniziato questo speciale ricordando i tempi in cui di orchestre la Rai ne aveva 4, se non vado errato, poi sono diventate 2, poi sono diventate 1 e adesso è rimasto solo Torino. Esatto, quindi che cosa è cambiato? Oggi lo chiedevo a Italo Moscati, non so se lo conoscete, grande scrittore, giornalista, uomo che ha vissuto all'interno della Rai dagli anni 60 ad oggi, e cercavo di capire che cos'è che è cambiato, perché negli anni 60 in prima serata c'erano i concerti, in prima serata c'era Lelio Luttazzi e Simonetti che suonavano partendo dall'Isola dagli Occhi Blu, andavano a suonare a Bach, poi Mozart e poi facevano jazz in prima serata e la gente lo amava. Come mai adesso non più? Quello si chiamava servizio pubblico, quello si chiamava televisione del servizio pubblico. E a questo proposito io mi chiedo scusa, ma voglio approfittare anche di questa cosa, visto che siamo finiti su questo canale di discorso, a proposito appunto della questione culturale. C'è una cosa che a me indigna proprio come italiano,
piccola digressione, ma perdonatemi, lo faccio con il cuore. Viviamo in un paese dove un grande professionista, un grandissimo giornalista, una persona che ha una dimensione di sensibilità, io penso veramente pari all'infinito, all'impossibile, che è Domenico Iannacone, che è autore di una trasmissione meravigliosa che è I 10 Comandamenti, che ci faccio qui, ha 2 titoli la trasmissione, che fa reportage, reportage praticamente, ma con un'umanità, con una sensibilità che non ho mai visto a nessuno. Io ogni volta che vedo un suo prodotto piango perché mi emoziona appunto tale che veramente mi suscita il pianto. Bene, e che oltretutto fa televisione di servizio pubblico, di denuncia. Ha iniziato la nuova stagione lunedì scorso, è una trasmissione che su Rai 3 viene messa alle 11:30 della sera. Una televisione pubblica e di denuncia e di cose, ma poi voglio dire, non è un qualcosa a livello giornalistico. Lui lavora veramente molto sulle emozioni, proprio sui sentimenti delle persone. La prima puntata è stata sulla strage di Viareggio, del treno che ha deragliato e sono morti 32, mi pare, persone che non erano su un treno, che non erano in stazione, che erano dentro le loro case a dormire alle 11 di sera, una serata di giugno. Un treno ha deragliato, portava un'infinità di vagoni colmi di gas senza tutte le strutture di sicurezza che dovrebbero essere per legge. Bene, sono passati 10 anni, mi pare, così stanno ancora, oggi sono andati in Cassazione. Insomma, voglio dire, racconta le storie della gente che è morta che quando stava a casa sua a dormire. Voglio dire questo, insomma, stiamo parlando di una necessità proprio di umanità, e così questa, per dirne una come tante altre, ecco, viene posto alle 11:30 della sera, quando nessuno riesce a seguire 3/4 della popolazione. Ecco, perché alle 8 di sera, quando tutti siamo ancora abbastanza svegli, eccetera, devono esserci le veline, la smutandata o la litigata in televisione con la parolaccia, che quella va tanto bene, funziona. Ecco, allora, se vogliamo, siccome oggi poi noi siamo su un mezzo web adesso, no? Ma bene o male si chiama Soundtrack City Web TV, tra l'altro, quindi oggi la televisione, l'immagine è tutto. Viviamo in questo paese, in un paese così, dove una TV di Stato non fa più cultura. Tu giustamente hai detto c'erano 4 orchestre, sono state finite, decimate tutte, e l'attività dell'orchestra che è rimasta avviene anche praticamente dove passa? Su qualcosa su Rai 5 ogni tanto. Sì, attenzione, un canale tematico, ecco, voglio dire, ma se hai mai visto un concerto in prima serata dell'orchestra della Rai nazionale, l'orchestra nazionale della Rai? Dei vari teatri. No. All'Auditorium del Foro Italico di Roma, che è stato costruito durante il fascismo da Mussolini ed era, per quanto mi riguarda, l'auditorium migliore come acustica a Roma, venne sventrato per farci uno studio televisivo di Carramba, che sorpresa. Allora, la migliore acustica di Roma è diventato Carramba, che sorpresa. Allora, la musica nel mondo si fa in italiano, perché sonata, concerto, piano, adagio, allegro, rallentando, diminuendo, sono parole italiane. E gli italiani cosa hanno mai fatto per tutto questo? Nulla. Nessuno. Guarda, Pierluigi, ti interrompo su questa cosa. Il grande problema è anche un altro, e che è uscito fuori palesemente da questa pandemia, cioè che purtroppo siamo una categoria disunita, totalmente disunita, e non abbiamo nessuno che ci rappresenti, e questo è il grosso problema. E se ora ci troviamo così è proprio perché sostanzialmente ognuno pensa al suo orticello, e una volta che l'orticello è finito, e è finito per tutti ora, perché io voglio vedere adesso nel 2021, forse si salverà chi veramente lo fa con la passione, ma soprattutto con i denti stretti, e forse da un lato, dico io, ci sarà un po' di pulizia, no? Dei tanti che si professano musicisti e poi non lo sono, perché chi alla fine tiene duro forse è chi ci crede di più. Però dall'altra parte ci siamo giocati tantissime carte
che non so se torneranno, perché non essendoci una guarda. categoria, non c'è stato nessuno che da marzo, da quando è iniziata questa pandemia, abbia alzato i toni in maniera palese, anche solo per essere presenti in un DPCM, perché noi in tutti i DPCM siamo totalmente inesistenti, sotto tutte le forme. Siamo Come no? paragonati. Siamo stati... le scuole di qua ti musica- sbagli, qui ti correggo, siamo stati nominati perché ci fate tanto di quelli che ci fanno tanto divertire. Bravo, quelli che ci bravo. fanno tanto giusto, divertire. vero, hai ragione. Allora, avevo ragione io quando ho detto che siamo giullari. Allora, giusto. capisci? Ma guarda che Luigi- Questa è la questione. Io Questa è la questione. L'immaginario collettivo per i nostri politici siamo questo, insomma. Infatti. Quello però che non sarà abbiamo più mai dimostrato drammatico, il contrario, capito? Purtroppo. per E in quanto questa mi riguarda, situazione dovevamo dimostrare il contrario, cosa che non abbiamo fatto. Ma Perché guarda, quello oggi- piccolo che mi fa- esempio, sui Vai, vai, vai. DPCM esistono, adesso vengono altamente considerati tutti quelli che svolgono sport agonistici, benissimo, ma la musica, scusate, cosa c'è di più agonistico nello studiare uno strumento musicale e nel diventare un professionista? Questa cosa è inesistente nel DPCM, quindi nuovamente ci conferma che se non mettiamo di fronte una persona che ci rappresenti, andrà veramente sempre peggio, perché adesso sfido io tutte anche le associazioni concertistiche a prendere fondi dallo Stato per fare le prossime stagioni. Allora, attenzione perché qui si giocano poi una serie di partite molto, molto complicate. Alla base di tutto c'è un sistema economico occidentale che è proteso soltanto al guadagno, ok? Qui siamo in un paese dove 6 anni fa, circa 2014, eccetera, venivano messi in licenziamento coro e orchestra del Teatro dell'Opera di Roma. Va bene? Sì, mi ricordo. Un teatro che non so quanti dipendenti ha totali, la metà di tutti i dipendenti sono negli uffici. Stanno sopra. Venivano messi in licenziamento 180 persone tra coro e orchestra, va bene? A fronte di 400 e fischia dipendenti. Allora vuol dire che ce ne stanno circa 200 e fischia, sempre parlando dei numeri, che stanno chiusi negli uffici. Però che si faceva? Si svuotava il contenitore teatro del motore, era come avere una Ferrari e buttare via il motore. Allora che cosa c'hai? La scocca. Va bene? Allora, ma quello che sarebbe servito a importare artisti, a usare i teatri come contenitori, a rendere, a privatizzare il lavoro per tirare la corda sui lavoratori ancora di più. Insomma, ripeto, la questione è molto, molto complessa, molto spinosa e ripeto, e io da operatore del settore culturale, poi per mia fortuna ho passato anche vari settori, tra cui il teatro, il cinema, insomma, per esperienze familiari anche quello della danza come mondo, ma veramente siamo completamente disuniti, non c'è un minimo di amor proprio di categoria. Io mi ricordo ancora le battaglie dei primi anni '80 con la gente che cominciava ad andarsi a svendere, noi a dire guarda che oggi ti svendi tu, domani ci hai svenduto a tutti. Sì. Quando c'è domani mattina non c'è più nessuno che può rivendicare un qualche cosa. Questa cosa è successa in tutti i campi dell'arte, in tutti i campi. Io prendo la televisione, quindi anche lì, ovviamente, se tu fai il montatore, chiedi, ipotizziamo, 700 euro per fare un lavoro. Non ti si sente. Certo. Mi si sente? No, io mi... No, lo sentiamo. Lo sentiamo bene. Marco. Okay. E poi arriva un ragazzo che te ne dice che te lo fa lo stesso lavoro con 50 euro, e quello stesso discorso che abbiamo fatto stamattina con Italo Moscati. Il problema attuale dell'imbarbarimento è che siamo passati dalla qualità alla quantità. Oggi si pretende la quantità perché non ce ne frega niente nessuno più della qualità, ma questa cosa avviene ancora prima del fattore Covid, ancora prima del fattore lockdown, perché siamo
arrivati, tu dicevi Iannacone messo in seconda serata, anzi diremo quasi terza serata, ma io mi ricordo prima, 2 anni fa, che io impazzivo per vedere Stefano Bollani che iniziava a mezzanotte su Rai 3. Esattamente. Ma quello è. Poi c'era Ezio Bosso, muore Ezio Bosso, ma ancora prima dove lo mandi in seconda serata, ma perché non lo devi mandare in prima? E poi diciamo con Italo Moscati, perché oggi il cinema ha una serie di problemi inenarrabili, perché negli anni d'oro si facevano 300 film all'anno, oggi se ne fanno 30, di cui 20 li puoi buttare nel gabinetto, per non dire cesso, perché 20 non valgono assolutamente nulla. E non siamo più nell'articolo 8, figurati. Anche se... Ragazzi, mamma mia. Quanto deve durare questa diretta, Marco? Quanto lo fammi capire? No, adesso scivoliamo verso altri ragionamenti, anche perché qui penso che non è che c'è molto da aggiungere, nel senso, ecco, io allora vorrei dire una cosa, chiedere una cosa a Eunice e a Maria Chiara, perché così a occhio credo siano le più giovani, voglio dire, qui dentro, quindi la più giovane sono io. No, ma non è possibile. Ok, è vero. La Pierluigi è la più giovane. Lucio Orellini. A voi, prima c'era Pierluigi che parlava degli anni 80, probabilmente voi negli anni 80 non avete appunto cosa, non eravate nate. Ecco, che ricordi avete voi dei vostri che ricordi avete voi dei vostri inizi? Cioè, nel senso, si respirava già un'area di smobilitazione culturale o invece c'erano più fermenti, c'era più attenzione alla musica? Iniziamo da Eunice, che non sento da un po'. Allora, io non sono così tanto giovane perché ho 49 anni. Quindi... No, ma non ti alzare l'età, allora, dai. Cangianiello, non diciamo bugie in diretta. Allora. Abbassati l'età. No, però patente il libretto. Però un marito il Toy Boy. Brava, il Toy Boy, brava. Vai. Così si fa. A parte gli scherzi, che poi è vero, però no, io mi ricordo, io ho vissuto fortunatamente della questione culturale, cioè una cosa che a me indigna proprio. Chi è? È un audio. C'è Testoni che sta guardando la che guarda il live. Stasera il mio socio è da cazziarlo, va. Allora, io ho vissuto praticamente l'ultima parte degli anni d'oro, quindi mi ricordo da giovane che sono stata all'Unione Musicisti di Roma, quindi ho vissuto gli anni là, e mi ricordo la prima volta che sono entrata alla Forum, che io andai a portare una cosa al mio maestro, che era Fausto Anselmo, che era la prima viola della Rai, poi Roma Sinfonietta, dopo siamo diventati colleghi, e dicevo, mamma mia, non vedo l'ora di venire in questo studio, e poi la Forum è diventata la mia prima, seconda, terza casa, perché poi vabbè ho fatto come i miei colleghi Petrocchi e Pietroniro, e 20 anni io di colonne sonore in quello studio, da Ennio appunto, con tutti gli altri premi Oscar, e veramente abbiamo registrato di tutto e di più. Quindi io ho colto l'ultima parte e poi ho vissuto, sto vivendo proprio questo sgretolamento. Le ultime gocce proprio. No, proprio le ultime. Sì. Io ho preso direttamente le ultime gocce. Infatti, Maria Chiara mi sa di sì. Io sì, perché ho 35 anni. Devo dire che, diciamo, la fortuna è stata che il percorso, perlomeno quello di studio, ho preso, diciamo, l'ultimo strascico dei vecchi ordinamenti, e quindi veramente la fortuna è stata che la mia formazione è stata veramente comunque di vecchio stampo solida, assolutamente solida, e sono felice. Poi mi sono ritrovata nel nuovo ordinamento per il biennio, quindi ho preso il vecchio e il nuovo. Anche quindi
Esatto, quindi alla fine diciamo, devo dire che tornassi indietro rifarei esattamente lo stesso percorso e mi dispiace che magari agli allievi non possiamo dare lo stesso vecchio percorso che offriva sicuramente molta più solidità, era tutto molto più incentrato sulla musica, io mi ricordo di aver studiato milioni di cose, anche cameristiche, al conservatorio, adesso non è... Diciamo, non hanno la possibilità nemmeno di poterlo non c'è fare. così tanto posto per queste cose e questo è un gran peccato. Adesso... Quindi sono felice di aver fatto comunque tanta esperienza. Dopo, per quanto riguarda il lavoro, io ho beccato gli inizi di uno strascico, le annate 2010-2011, annate fantastiche fino al 2012, no? Tutti noi abbiamo ancora retto 1000 lavori, doppioni di lavori che non sapevi dove trovare arpiste che sostituissero. Adesso ovviamente in questi ultimi 2 o 3 anni la situazione è sempre più difficile, anche con le orchestre essere aggiunti sempre più difficile, no? Con tutte le varie leggi che erano uscite, per cui tutto ha iniziato un po' a sgretolarsi, no? E quindi ci troviamo un po' adesso... Io dico sempre... È strano. Vedi che bello questo confronto, è bellissimo, perché io invece, tu parli nel 2001, 2012, 2000, scusami, dicevi 2012, 2011, eccetera. Pensa che io ho avuto la sensazione dello sgretolamento, Roberto già ride perché già mi ha capito. Nel 94, tu pensi, nel 94 io ho detto, Madonna mia, qui è finito tutto. E nel 2000, nei primi anni 2000, ho detto, vabbè, io cambio mestiere. E siamo al 2020 e purtroppo ancora, quest'anno non lo contiamo, ma insomma fino al 2019 ho fatto il violinista, insomma, ho campato di quello. Quindi guarda, veramente com'è impressionante questa. Io nel 94 con la diversi, completamente diversi. E vabbè, no, ma vedi per come si è conosciuto il lavoro, no? Veramente, io quando mi sono trovato a parlare con dei colleghi più anziani, senza fare nomi, faccio direttamente i cognomi, con Vincenzo Restuccia, il batterista storico, grande amico, grande personaggio. Una sera bisogna che facciamo un incontro con Enzo, Massimo, assolutamente, perché poi invitatemi Enzo, dobbiamo divertire. Facciamo ho una domanda, intanto volevo dire, piccola parentesi, che non abbiamo più il mio caro socio, perché ha problemi di linea, problemi col PC, problemi col tablet, sta seguendo lui la regia del programma. Quindi si vede il programma in diretta da Facebook. Sì, lui, non può... Secondo me gli ho messo paura e è scappato, secondo me. Sì, secondo me sta andando a cercare un altro lavoro, in questo momento sta cercando di capire se può andare, soprattutto anche dall'Inps, un po' di pensione anticipata, o comunque quella non sarà esiste più neanche quella, vabbè, figurati, ormai è impalsa. Comunque, no, dicevamo... per finire questa la cosa di Enzo Restuccia, quando ho sentito lui che mi raccontava i suoi ritmi di lavoro, io ho detto, e io già pensavo di aver vissuto quel tipo di frenesia di lavoro. Ma capisci che lei mi diceva, ma capirai, quegli anni 60 quando c'era l'RCA sulla Tiburtina, tra dischi, turni eccetera, dice, io c'avevo una batteria montata all'RCA, un'altra alla Foro, un altro alla Rai, un'altra cosa, c'avevo il taxi che mi aspettava fuori, che mi portava di corsa allo studio, registravo un pezzo, uscivo, poi andavo a fare la trasmissione, poi c'avevamo il turno di notte, perché siccome c'avevamo il lavoro ci mettevamo il turno. Io sono rimasto così e io ho vissuto i 3 turni più uno, il quarto serale dopo le 9 da giovane nei primi anni 80 e mi sembrava di essere arrivato sulla luna. Scendevi da un aereo, andavi a fare una tournée da un'altra parte, andai, non stavi fermo un attimo, e i datori di lavori erano l'orchestra Santa Cecilia, l'orchestra della Rai, l'orchestra del Teatro dell'Opera, tournée in tutto il mondo, gruppi da camera, cose... E veramente poi tanto lavoro di musiche da film, e qui siamo appunto a Soundtrack City, poi ne abbiamo parlato l'altra volta, no? Vi volevo fare una domanda abbastanza particolare, anche indottami dal mio caro amico dietro le quinte. Stasera mi sento quasi una presenza cristologica dietro, che di solito ce l'ho di lato a destra. Un pochino...
Marco sta ridendo come un pazzo tramite WhatsApp e mi manda i messaggi. Bene. Sento la Ambrangiolini ai tempi di Non è la Rai. Non so perché a questo momento per chi se lo ricorda, Marco Testoni detto Gianni, a buon intenditore. Gianni, infatti. Gianni Testompagni lo chiamiamo da oggi in poi. Va bene. Solo gli occhiali fanno la differenza. Infatti, me li tolgo giusto per Eunice, che non vedo niente. Allora, sembravo Christopher Reeve. Allora, volevo fare invece una domanda prima di chiudere questa bellissima puntata piena di polemiche, sperando che arrivino alle orecchie che debbono intenderle bene al mittente. Anzi, da noi mittenti al destinatario dovrebbe andare e qui la dico e mi assumo responsabilità, dovrebbe passare su Netflix la trasmissione, in diretta. Allora qualcuno la guarderebbe. Volevo chiudere il nostro ministro apprezzerebbe se passasse su Netflix. Ne sarebbe contento. Volevo chiudere il cerchio di Pierluigi, Maria e Roberto quando hanno affrontato il discorso di prima delle difficoltà, eccetera, eccetera. Il Covid, questa pandemia, questa emergenza sanitaria ha portato alla luce tutte le problematiche che ci sono sempre state. Cioè, prima vivevamo bene o male, andavamo avanti, c'erano delle difficoltà, eccetera, eccetera. Con questa emergenza, esatto, è venuto fuori tutto. Cioè che sono d'accordo. A domanda, offerta e domanda, evidentemente se siamo stati considerati, come giustamente Pierluigi ha fatto notare, come dei giullari, cioè valiamo meno di niente perché l'INPS ci ha riconosciuto 600 euro mensili per le chiusure nostre, mensili. Io quando vado a fare la spesa lascio alla cassiera 150-130 euro e siamo 3 persone per mangiare. Quindi lo so benissimo. Esatto, quindi la pandemia ha portato alla luce le problematiche che ci sono sempre state, quindi il fatto che non avessimo dei rappresentanti, come diceva Maria Chiara, tutte le nostre problematiche, eccetera, eccetera, sono venute fuori. Allora, questo è il discorso. Non voglio interrompere Eunice, però siccome, come si dice, il tempo stringe purtroppo anche sul web, perché ci sono anche lì le problematiche ed meno si dura, più vieni visto. Più ti guardano. Questa cosa non l'ho mai concepita, ma va bene uguale. È come quando trovi i giornali, le quindi riviste, noi già sappiamo che non ci ascolterà nessuno. Noi ce ne freghiamo. Guarda l'espressione di Testoni, frizzato, contentissimo. Per me, se non avete nulla da fare, domani sera replichiamo, perché almeno si parla tra pochi ma buoni, insomma. Tra pochi ma buoni. Ci tenevo. Guarda Testoni che si sta moltiplicando come se è onnipresente e onnisciente. Guardalo. Meraviglioso. Lo so. Stanotte dopo la tirata della messa mi verrà a tirare le coperte stanotte, Testoni. Sai come si dice? E anche il gettone per noi. Come si dice dalle mie parti, ti tirano i piedi do letto, proprio ti tirano i piedi in do letto la sera notte, proprio tac tac. Senti, l'ultima domanda e poi chiudiamo questa bellissima puntata con l'espressione sorridente da Joker di Testoni. È quasi mefistofelico in questo momento, mi fa anche un po' paura, devo essere sincero. Allora, Testoni tramite sempre con effetto Gianni Boncompagni mi dice all'auricolare che tramite WhatsApp web che in una sola parola, magari se volete usare un aggettivo ben venga, come se ne esce soprattutto per noi lavoratori dello spettacolo, visto che qualcuno rincoglionito disse a suo tempo che la cultura non paga, e dirgli rincoglionito è dire poco, perché ne avrei detto ben donde. Come se ne esce secondo voi, o speriamo almeno che in qualche modo se ne esca? Diamo una sorta di spiraglio di luce, di consiglio o di, come si dice, incrociando le dita, speranza per tutti quelli che ci stanno seguendo e non solo quelli che fanno questo lavoro. Prima le donne, iniziamo da Maria Chiara, dai. Grazie, proprio. Vai. Vuoi passare la parola come solo una frase. Ma una frase, dai, una frase. Una parola è troppo complicato, dai, una frase. Guarda, la speranza di uscire più forti da questa situazione.
Bene, un bel incoraggiamento. Vai Eunice. Allora, io l'ho sperimentato sulla mia pelle perché ho iniziato, come giustamente dice Maria Chiara, perché sono sante parole, non bisogna mai perdere la speranza, per tutto c'è un tempo, anche per questa pandemia finirà, Esatto. e nel frattempo io ho fatto una cosa nuova perché sto facendo dei progetti molto belli e sto lavorando su questa cosa, proprio perché non abbiamo i teatri, non abbiamo le sale da concerto, sto lavorando adesso che lo posso fare, perché giustamente come diceva Pierluigi, quando poi noi lavoriamo tanto. E non hai il tempo. Esatto. Allora, in questo momento in cui siamo obbligati, siamo chiusi, non possiamo lavorare, sto facendo dei progetti molto belli che spero un giorno, e sto lavorando anche per questo, quando si riaprirà, di realizzarlo, e mi sto operando per farlo. Ci sono tutte le premesse, quindi sto lavorando in questo senso. Quindi mai abbandonare la speranza, creare nuovi progetti, perché proprio nei momenti di crisi devono uscire fuori nuove cose, bisogna inventarsi qualcosa di nuovo e non assolutamente. Quindi nei momenti di crisi viene fuori la vera stoffa. Anche il vero musicista, no? Sì. Tiene duro e coltiva quello che ha sempre coltivato sostanzialmente, lo studio e le idee, e poi sono sicura che usciranno cose belle. Io sto lavorando su questo mio progetto che sta andando molto bene e speriamo che poi quando si riapra di fare questa cosa. Quindi incrociamo le dita per Eunice e per tutti quanti. Vai Roberto. No, guarda, avete praticamente detto tutto quello che c'era da dire, nel senso, alla base di questo c'è veramente tanto lavoro, rimbocchiamoci le maniche, crediamo fermamente in quello che facciamo, continuiamo a sperarci nonostante le avversità che abbiamo da tutte le direzioni. Bene. Però crederci molto, lavorare, ecco, come poi ognuno fa a proprio modo progetti con i ragazzi, con i gruppi, e sperare veramente che qualcosa di positivo possa cambiare anche qui a breve, insomma, ci ridarà veramente libertà. Vai per Luigi, grazie Roberto, vai per Luigi. Ma io non parlo di me, ovviamente ognuno di noi si cerca come può di pararsi le spalle. Io vivo una certezza perché riesco a guardare dietro quello che è stato il percorso. Vivo la certezza che se la gente esce sul balcone per cantare, per sentirsi insieme, per non sentirsi isolati, morti da vivi, allora canta, recita, balla, vuol dire che allora a qualche cosa serviamo, e quando tutto questo sarà passato torneremo ad avere il nostro perché. E quindi vivo nella certezza di questo, spero di poter esserci quando questo sarà passato. Questo è quello che mi preoccupa. Ma ovviamente è una battuta, perché nessuno di noi ha la certezza di quando passerà tutto questo, no? Di quando sarà. Tutti ci auguriamo domani, anzi io mi auguro ieri più che domani. Infatti. Però voglio dire, nessuno di noi ha la palla di vetro. Comunque sia, vivo nella certezza che, ringraziando il cielo, quello che facciamo è necessario alla gente che non lo fa, che non lo sa fare, ma chiunque oggi accende una radio non si rende conto che dietro quella canzone ci sono professionisti, studi, anni, sacrifici, rinunce, eccetera. Quindi però quella canzone gli regala quei 2 minuti di vita che non ha eguali, che sono le canzoni che ti rimangono in testa per tutta la vita, che ti emozionano sempre ancora di più. L'altra mattina andavo, io insegno a scuola, andavo a scuola, ho sentito L'anno che verrà di Dalla. Ragazzi, ho pianto come un vitello, non c'è una parola di quella canzone che non possa essere una fotografia agghiacciante della situazione di oggi. È una cosa, guarda, mi ha preso a singhiozzare, ero in macchina, Radio Capital, gli faccio pubblicità perché fanno sempre bella musica, è incredibile. Quindi ecco, io vivo questa certezza, sperando di poterci essere, ma insomma ci sarò ovviamente, ma ecco, l'unica cosa è che purtroppo ripartiremo senza
senza tanti grandi maestri che ci hanno, quello purtroppo sì. che ci hanno dato. Avevo una cosa da dire, Roberto. Ma volevo fare soltanto una piccolissima, ma non è poi così piccola, provocazione utopistica, non si può assolutamente, non si può realizzare. Pensate voi soltanto a un giorno, in senso lato a 360 gradi, lo sciopero della musica. Andrebbe fatto. Pensate ai media, Sì. la televisione, il cinema, i giornali, gli sport, senza musica. Si accorgerebbero veramente che qualcosa manca, è una cosa irrealizzabile. Sai quante volte ci ho pensato a questa cosa? Probabilmente qualcuno si accorgerebbe di noi, che noi esistiamo, e qui concludo la provocazione. Allora, qui non c'è nessuno che fa da capostipite. Ma ci vorrebbe. Ma poi tu parli per una categoria che quando va a scioperare si porta lo strumento e fa concertini in piazza, no? Andiamo a fare manifestazioni, portatevi, suoniamo, facciamo il coro, suoniamo, e la gente bravi, ma che bello, ma come vi divertite? Io una vita che dico, ma i metalmeccanici si portavano la pressa quando venivano a scioperare, che si spaccavano la testa con i cellerini. Allora, dico, ma siete imbecilli o cosa? Quanti se ne accorgerebbero? Posso dire una cosa? Eunice, il tuo sorriso mi illuminati. È tornato Testoni, aspetta che sta parlando. In piedi che tradù il presidente. Allora, io me ne sono andato che parlava Pierluigi, sono ritornato che parlava Pierluigi. Allora. Che cosa ha detto in questi 20 minuti? Una sequela di cose inutili, Invece mi faceva piacere chiudere questa puntata bellissima, polemica e bellissima, ed è giusto che sia così, con invece, voglio da parte, ma questa volta veramente velocissime, un aneddoto e vi do io il là. Da ognuno di voi, partiamo sempre dalle nostre care lady, le nostre quote rosa della puntata. Io mi ricordo, e questo, allora facciamo partire Maria Chiara ovviamente, mi ricordo, esco dalla Verdi, Largo Mahler, concerto su Ennio Morricone, neanche a farla apposta, un bellissimo concerto fatto da solo un gruppo di donne, tutte erano 4 violini, 4 violoncelli, un arpista e una pianista. Io esco dal concerto, divertito, bellissima cosa, e vedo l'arpista che carica l'arpa, cioè avete presente un'arpa, in una panda, certo. dal portabagagli, lei e la madre, che erano alte quanto i puffi, sollevano quest'arpa gigantesca che era 3 volte alta quanto l'arpista, la caricano nella panda e l'arpa si poggia nella parte superiore al volante e lei dice: ora faccio 1 ora e mezza di strada per tornare a casa, ma il volante lo giro poco. A questa affermazione ho detto che arriva a casa e mi va da parte di tutti voi. La station wagon è un pochino più comoda, però sì, è così, per noi effettivamente il suonare è l'ultima parte, ecco, quella che ci mette meno pensiero. Ma quella andava bene, scusami, Chiara, posso testimoniare, perché quando scusa, ho suonato con questa donna qui a Parigi, io non sapevo che tra arpiste c'è una sorta di mutuo soccorso, perché il problema era far arrivare un'arpa. E ce l'abbiamo fatta grazie a una carissima Coda Gaiolo, Cerri, che ancora ringrazio, esatto, mi ha portato lo strumento. Ma assolutamente sì, fa parte del gioco. Spesso la gente mi prende anche un po' per pazza, perché mi vede attraversare i centri storici anche di Roma. Roma io l'ho attraversata non so quante volte sui San Pietrini per 1,5 chilometri con il carrello, perché la ZTL è chiusa a pagamento, e una volta feci il concerto di Handel per arpa, solista ed archi, per Radio Vaticana alla chiesa di Sant'Apollinare, e arrivai al concerto portandomi dietro l'arpa per 1 chilometro, quindi prima tutto il carico e scarico e poi ti metti seduta e suoni il concerto. Ma infatti questo volevo dire, a Milano non è sempre così, nel senso che poi spesso arriviamo e lì c'è lo strumento, upgrade esistono, insomma, diciamo, nelle situazioni un po' più complicate è così, poi spesso
insomma, che comunque in orchestra devi arrivare sempre prima perché devi accordare. Certo. Ma non è una bella vita, sappiamo benissimo. Però dai, io guarda, a parte, peso a parte, lo rifarei la stessa scelta folle. D'altronde credo che siamo un po' tutti folli. Quello Io sicuramente sì. ci metto però guarda, non penso riuscirei a fare altro nella mia vita, quindi in questa follia mi sento fortunata molto più di chi ha un lavoro fisso e sta dietro a un computer tutto il giorno. Non li invidio, guarda, preferisco 100 volte più il precariato e l'arte, la libertà di scegliere piuttosto che stare dietro una scrivania. Nonostante il periodo, nonostante questo periodo, comunque difendo ancora questo pensiero. Vabbè, tu stai dietro una scrivania, ce l'hai verticale, messa un po' così, però insomma, praticamente la dimensione è quella. Pietronino, più o meno siamo lì. Torna a giudizio, Pietronino. Allora, dobbiamo chiudere la puntata. Se avete proprio velocissimo, Eunice, un aneddoto ma velocissimo, una cosa simpatica, sul tuo strumento ovviamente. Ah, sul mio strumento. Sì, come abbiamo raccontato dell'arpa. Quante ce ne abbiamo? No, non mi viene niente, mi vengono in mente tutti i concerti, lo devo dire, i turni di registrazione con Ennio, che ci col maestro Morricone, che ci faceva morire dalle risate, perché era drammaticamente simpatico. Se ne usciva con delle battute. Pier, ti prego, maestro, senta. Dai Pierluigi, dai, su. Dai, Pierluigi, chiudi tu imitando. No, le cose simpatiche Roberto te ne può raccontare quante cioè, dobbiamo fare altre 4 ore di diretta qua, perché quelli. Guarda che c'è Testoni che vuole Possiamo fare una puntata sugli aneddoti orchestrali. E allora quello sì, faremo una puntata sugli aneddoti orchestrali. Per quanto mi riguarda, io vi posso dire soltanto una cosa. Una volta da ragazzino erano i primi concerti che facevo, proprio riallacciandomi anche un po' al discorso di questa sera, i principi, ovvero delle problematiche, specialmente dei fiatisti, come voi dite, no? E allora sapete che specialmente quando è molto caldo, molto freddo, specialmente se c'è umidità dentro i nostri strumenti, si crea la condensa. Allora ci sono delle piccole bolle d'aria che non ti permettono di far uscire bene i suoni. Vi ricordo brevissimamente, facevo, non so, una sonata di Brahms, non so che cos'era, col pianista, a un certo punto sento che si attappa lo strumento, allora nei momenti di pausa, io, come facciamo noi fiati, mi metto lì a soffiare dentro un cuscinetto. Lo faccio una volta, 2, era un paesino, non si fosse sperduti. Continua a fare così, a un certo punto dalla sala in fondo c'è a pallo nuovo sto strumento. Compralo nuovo, non c'era ovviamente minimamente reso conto delle difficoltà. Non me la dimenticherò mai più, per pallo nuovo. Guarda, con questo finale divertentissimo ringraziamo veramente tutti i nostri maestri d'orchestra, non li chiamiamo orchestrali, maestri d'orchestra. Siete stati veramente straordinari. Grazie a voi. Ringrazio il mio socio di merende Gianni Boncompagni, scusate, Marco Testoni, e saluti da Ambra per questa sera. Scusa, te non assomigli per niente a Ambrangiolini. Come no? C'ho lo stesso occhio vivo dell'Angiolini. Scusa, lo stesso occhio vivo che ci avevano nella Rai. Quindi non è Soundtrack City, e allora a questo punto chiudiamo. Arman Azemon che dice saluta Azemon, grazie Arman. E allora la prossima puntata speciale degli orchestrali la faremo sugli aneddoti, quindi quella durerà 3 ore e mezza, 4 credo. Fatto, adatto al web. Io non ci so andare sull'aneddoto, c'è un corso per fare qualche cosa, per imparare ad andare sull'aneddoto, no? L'ho fatta a mezzanotte la puntata. Guarda che poi ti mando dei messaggi cattivi tramite WhatsApp, quindi finisci di fare lo stupidino a quest'ora. Ringraziamo Eunice Cangianiello e le auguriamo tutto il meglio per i suoi progetti. Guardate che bella lì, che sembra la sorella di Harry Potter. Ringraziamo Maria Chiara Fiorucci, che sarà sicuramente un parente di quel famoso che aveva lo stilista qui a Milano. Ringraziamo Roberto Petrocchi, che sputacchia di continua a destra e a manca. Purtroppo. Ringraziamo Pierluigi Pietronino per la sua bellissima co-conduzione, perché Testoni se n'è andato a mangiare, quindi mentre eravamo qui noi ci ha abbandonato per cenare. E ringraziamo il mio socio fantastico Testoni, che sta dondolando e gongolando
sempre di più. Aspettando che finisca la trasmissione per cenare. Grazie di cuore a tutti quanti, vi vogliamo Grazie bene, a voi. alla prossima Grazie a puntata. voi, buonasera. E viva la musica! Grazie sempre. Maria Chiara, Sempre. grazie per Luigi, grazie Roberto, grazie Onigi. Grazie a te, Marco. E Ciao, anche Marco. te, Ciao, ciao a voi grazie tutti. Massimo. Buon Ciao. tutto. Grazie Marco, Ciao, ciao. buona Ciao. musica a Buona tutti serata, sempre. A voi. Ciao. Ciao a tutti. Ciao.